Era con un gruppo di amici, tutti ciclisti, la maggior parte in pensione, stavano facendo un giro in bici quando quel sorpasso ha spezzato ogni sogno di spensieratezza. È l'ennesima vittima della strada di questa tragica e funesta settimana. Antonio Castellaro, 64 anni, è stato travolto e ucciso da un furgone mentre era in sella alla sua bici con un gruppo di amici appassionati delle due ruote. Nato a Venezia, viveva da tempo a Chirignago, faceva l'operaio. La tragedia nel primo pomeriggio, verso le 14, a Rio San Martino di Scorzè, quando un furgone condotto da un 68enne del posto ha sorpassato un mezzo pesante fermo in sosta a bordo strada, senza accorgersi che dalla direzione opposta stava arrivando il ciclista, che non ha avuto scampo. È morto sbalzato sull'asfalto dopo essere stato centrato in pieno dal furgone. Per lui i soccorsi si sono dimostrati inutili. Del fatto indagano i carabinieri di Mestre.